Buongiorno, oggi siamo partiti dal rifugio Bertagnoli, adesso vediamo, abbiamo un paio di idee, vediamo cosa fare. In alternativa oggi prendiamo il sentiero Beppe Bertagnoli, giusto per cambiare un po'. Qui siamo all'altare di Beppe Bertagnoli, da cui il nome del rifugio e anche del sentiero, che morì qui in solitaria durante un'ascensione, fu travolto da una slavina nel 1951.